Guerriglia a Cagliari tra pastori e forze dell'ordine, lacrimogeni e cariche contro i manifestanti, alcuni feriti. Ci sono anche una decina di feriti. Buonasera, è purtroppo degenerata la protesta dei pastori che ha paralizzato Cagliari per tutto il giorno. Poco meno di 2 ore fa in via Roma davanti al Consiglio regionale sono cominciati scontri tra le forze dell'ordine e i manifestanti. C'è stato un fuggi-fuggi generale, alcuni pastori sono rimasti feriti, altri, una decina sinora pare, sono stati fermati. Una delegazione di pastori proprio nel pomeriggio aveva occupato una sala riunioni del Consiglio regionale in attesa che vengano soddisfatte le loro richieste. Ora la situazione sembra tornata alla normalità, anche se nella zona c'è ovviamente molta tensione. Ma sentiamo subito Ottavio Pirelli. Sono le 5, dopo ore di tensione e inviti alla calma dal palco della manifestazione, la rabbia esplode. Arriva qualche bottiglia sulle forze dell'ordine schierate a difesa del Consiglio regionale, circondato dal movimento pastori fin dalla mattina. Parte la prima carica accompagnata dal lancio dei lacrimogeni, poi altre. All'interno del palazzo la delegazione del movimento ha occupato una sala in attesa di ricevere le risposte alla richiesta di sostegno ad un settore ormai in ginocchio, ma fuori la situazione degenera. Ecco, vedete la carica pochi minuti fa, in questo momento carabinieri, le forze dell'ordine stanno cercando di disperdere i manifestanti, ne stanno fermando alcuni, mentre dall'altra parte qui alla nostra destra, vedete, stanno procedendo, ritmando sugli scudi per disperdere i manifestanti. Sono minuti lunghissimi, 6 persone vengono fermate, via Roma si riempie di lampeggianti delle forze dell'ordine, i manifestanti vengono dispersi per le vie laterali, il palco allestito proprio in via Roma viene distrutto, feriti tra i manifestanti, alcuni sanguinanti, ma anche tra le forze dell'ordine, un poliziotto viene colpito da una pietra. A uno l'ho visto dare uno schiaffo, siamo tornati da prendere un caffè, che stiamo giocando, la gente morendo di fame, per 1 litro di latte! Io sono il professor Angiolo dell'Istituto Agrario di Cagliari, devo fare una denuncia molto grave. Hanno sparato dal testa d'uomo con bambini piccoli in mezzo, cioè una cosa del genere, se va a finire su un bambino lo ammazza. Alla fine delle cariche i fermati vengono portati via, di fronte al Consiglio si radunano nuovamente i pastori, l'assedio continua. Tra i feriti c'è anche un fotoreporter cagliaritano colpito appunto da un lacrimogeno. Le sue condizioni non sarebbero comunque gravi. Una protesta, quella di oggi, che ha visto protagonisti circa 3.000 pastori. Sentiamo le ragioni di questa protesta raccolte stamane da Giuseppina Testoni prima che la situazione degenerasse. Sono le 11 del mattino quando il corteo del movimento pastori parte da piazza Marco Polo davanti alla fiera campionaria. Non ci sono cavalli, pecore e trattori come nella manifestazione del 14 settembre scorso, l'ultima del movimento capeggiato da Felice Floris a Cagliari, prima dei blitz nei porti di Porto Torres e Olbia. Ma basta la distesa dei manifestanti che percorre Viale Bonaria e arriva fin sotto il palazzo del Consiglio regionale a paralizzare ancora una volta l'intera città. Nelle strade attorno a via Roma il traffico è completamente bloccato per ore, mentre i manifestanti urlano tutta la loro disperazione. Io ho 6 figli e tutti hanno scelto di fare qualche cos'altro, perché proprio per la nostra esperienza hanno scelto di fare qualche cos'altro. Siamo alla fame e basta, non c'è niente. Come facciamo? Io ho 3 figli in campagna e mi fa male il cuore quando vedo questi ragazzi che con 1000 sacrifici non riescono a tirare avanti. Vedere mio padre a 50 anni che si rompe la schiena per niente è è abbastanza brutto. Ho paura che torni anche la violenza, sono contraria alla violenza. Però perché ha paura che torni? La gente prima di morire di fame può andare anche a rubare. Prima quando c'era la lira un po' sì, adesso non si respira più. Vogliamo una mano forte da chi ce la può dare, perché siamo proprio a terra. Dicevamo città paralizzata, traffico naturalmente in tilt per tutta la giornata, oggi non solo in via Roma ma anche in tutte le strade circostanti, molte le proteste degli automobilisti, ma certo di fronte a quello che è successo poche ore fa